Pomeriggio dalla Paladante di Sestu per assistere all'ultima giornata del campionato di Serie 2 girone A di futsal tra la Leonardo, allenata dal tecnico Luca Catta, e l'Ossi, allenato dal tecnico Giampiero Loriga. Arriva in questo momento il primo pallone, è giocato dall'Ossi con Foppa. La Leo, pallone all'indietro, Davison dalla parte opposta ancora per Capitana Perdiga, in parallelo il tocco dentro, non riesce nella girata Tidu, è un pivot molto movito. Adesso la conclusione di Foppa, c'è la risposta del numero 1 Lecca, ancora Lossi, Silon con la sinistra, la conclusione, pallone sul fondo tra le mani dell'estremo difensore che rimette subito in movimento i suoi. Adesso la conclusione sul primo palo di Bidinotti, ritmi altissimi ma nessun fallo. La conclusione ancora di Silon dalla distanza, palla che sfiora il palo alla destra dell'estremo difensore Lecca, ma termina la sua corsa sul fondo. Il doppio passo, ancora la risposta di Lecca, la conclusione sul secondo palo di Bidinotti, ancora Silon con la sinistro, ancora con Spano, si defila sulla destra, la conclusione e il gol di Marco Spano per l'1-0 della Leo. Probabilmente il gol potrebbe essere di Tidu, che a pochi passi dalla linea di porta sblocca il risultato. 5 minuti 58 secondi al termine della prima frazione di gioco, arriva il gol di Marco Tidu per l'1-0 della Leo contro l'Ossi. Può ripartire Pippo Pias, è più veloce, 2 contro 2, ancora Pias vince il rimpallo, pallone dentro, il raddoppio di Marco Tidu, 2-0 per la Leo, ma l'azione è tutta di Pippo Pias che mette sul piatto d'argento il migliore degli assist per Marco Tidu, che porta a 2 le marcature della Leo contro l'Ossi. Il controllo di Silon, palla sul secondo palo e arriva subito il gol dell'Ossi, che accorcia con Roberto Fiori. Palla dentro per Silon, palla che arriva verso Bidinotti, il sinistro, pallone che termina sul fondo dalla parte opposta per Bidinotti, e poi c'è il tocco sotto misura di Silon sull'unico errore sino a questo momento dell'incontro da parte del numero 1 Davide Lecca, che non trattiene il pallone, lo respinge, ma il più lesto è Silon, con la conclusione di Toigo dalla distanza. La palla sull'out di destra per Perdighe e il gran gol di Fabio Perdighe, che manda a spasso il numero 10 Foppa, lo mette a sedere e poi con la sinistra mette la palla sotto l'incrocio dei pali dalla parte opposta, dove Argilli può soltanto controllare il pallone, che termina in rete. Toigo verso Silon con la sinistro, palla che termina sul fondo, il pallone scarica ancora per Fiori, il doppio passo, la conclusione che colpisce il palo, la finta di Foppa, il dribbling, ancora la conclusione sul primo palo, palla che termina sul fondo. Poi Bidinotti di testa per Silon, pallone rimesso all'interno dell'area di rigore, Fiori, la palla rimane là, ancora Lecca per il tap-in poi vincente di Bidinotti, che arriva al pareggio. Ancora pallone dentro dalla distanza, Piaz, il destro dalla distanza, il destro, il gol di Pippo Piaz che tocca il palo e finisce in rete per il 4-3 della Leo al minuto numero 18. Trascorrono secondi preziosi, poi c'è il pressing di Davison, il 5-3 che probabilmente manda ai play-out la Leonardo contro l'Ossi, e arriva anche il gol a 30 secondi dalla fine da parte del numero 8 Davison. La conclusione ancora Lecca, poi dalla distanza Piaz, palla che tocca la parte alta del palazzetto, ma arriva il triplice fischio dei direttori di gara.